Gianni Storco ha iniziato un rapporto con noi l'anno scorso, ha fatto un corso di disegno sulla figura umana delle persone che operano nel campo delle decorazioni. Lei si è laureata all'Accademia delle Arti di Venezia e dalla conoscenza che l'anno scorso abbiamo fatto ha realizzato anche sull'invito del Circolo di Marca una meridiana che è presente al concorso di quest'anno. Ma non solo, ma visto la buona esperienza dell'anno scorso, e lei è decoratrice, naturalmente anche restauratrice, quest'anno lo abbiamo allargato questo corso e sono 12 lezioni, 8 lezioni ogni sabato che sta portando avanti proprio qui con noi. Ma non solo, abbiamo anche il piacere di avere la sua mostra la mostra qui di disegni sul corpo umano proprio prima all'uscita proprio di quest'anno. Il tema che lei ci presenta è come la sua esperienza di come si costruisce una meridiana, legando naturalmente anche ad altre meridiane. Buongiorno a tutti, adesso con l'altezza del microfono mi sono sempre la testa. Ecco, come vi ha già anticipato il signor Morella, vi accompagnerò in un viaggio in cui a passo passo vedremo le varie tappe che portano al concepimento e alla realizzazione di una meridiana. E lo faremo attraverso l'esempio di alcune meridiane scelte nel territorio di Aiello e fuori, che ci faranno da esempio. La prima ha come titolo La Dea Vendata, è una meridiana che si trova ad Aiello e l'autrice del Carcatas, sempre di Aiello. Vediamo qui nella prima slide il realizzatore del progetto gnomonico con il calcolo del quadrante, che è il signor Aurelio Pantanali, e la facciata dell'edificio su cui è stato scelto di effettuare la meridiana. Vi introduco questa immagine per parlare del primo passo, che è quello di scegliere la facciata idonea che potrà fregiarsi della meridiana e consentire di farla funzionare al meglio. In parole povere, visto che non sono proprio del mestiere, non sono una gnomonista, è necessario che la facciata abbia una posizione con un'inclinazione adeguata rispetto ai raggi solari, una giusta esposizione alla luce e che non sia coperta da ostacoli che gettano ombre o che ne impediscono ovviamente la visione dal visitatore dell'edificio. E un'altra ragione per la quale si sceglie la posizione e anche la forma della meridiana è di natura prettamente estetica. Abbiamo qui l'esempio di questa facciata che, come vedete, è ritmata da una serie di finestre rettangolari che hanno una linea molto semplice, molto moderna. Aver utilizzato una forma tradizionalmente rettangolare anche per la meridiana l'avrebbe fatta, come dire, scomparire rispetto alle altre aperture della facciata e avrebbe rotto in qualche maniera il ritmo. La soluzione è stata quella di pensare a un quadrante articolato che noi vediamo qui nel progetto. In una parte destra abbiamo il progetto del quadrante, che vedete qui è delimitato da questo arco elegante, e nella parte sinistra abbiamo il fulcro della rappresentazione grafica che vedremo da qui a poco in dettaglio. Ecco qua le prime fasi di lavoro. La meridiana viene abbozzata nella sua sagoma tramite una rasatura, di solito viene utilizzata della colla da cappotto, che crea un fondo uniforme adatto alle lavorazioni successive. Viene poi segnato il quadrante con le ore tramite delle incisioni proprio sulla rasatura e viene apposto lo stilo che con la sua ombra segnerà le ore della giornata. Vediamo qui già una prima immagine dell'autrice, Deborah Cabras, al lavoro,
qui vediamo le rifiniture della parte grafica. Il materiale usato è stato pittura ai silicati di potassio, per questa come per altre meridiane, che si rende un materiale adatto all'esterno proprio per la sua durevolezza e traspirabilità. E qui vediamo l'effetto finale. E adesso possiamo analizzare un po' più nel dettaglio la figura che è stata scelta. Il titolo è La Dea Bendata, e qui abbiamo l'allegoria della fortuna, che è un soggetto molto presente in tutta la tradizione occidentale e nelle sue varie accezioni vuole rappresentare sempre la fugacità, la mutevolezza della sorte. E qui vediamo questa figura femminile misteriosa dal volto celato, ci dà le spalle, con un braccio si afferra la luna e quindi ne segue le lune, le fasi alterne, e si inoltra nella notte incerta, mentre con l'altra mano tiene una cornucopia, simbolo di fortuna, di abbondanza, da cui escono delle stelle beneauguranti. I capelli sono fluenti proprio dal motto antico per cui la fortuna va afferrata per i capelli, e possiamo notare ancora, anche se la foto non ci dà molti dettagli, come siano state impreziosite le parti dei capelli e delle stelle con delle applicazioni proprio di pietrine che luccicano con i raggi del sole. E poi vediamo l'ultimo e importante elemento della meridiana, che è il motto. Può essere una frase tratta da un proverbio, un ammonimento o una frase benaugurale. E adesso passiamo alla seconda meridiana. Il titolo è Tra cielo e terra, si trova sempre in un edificio qui di Aiello e l'autrice è Anna Degenhardt di Aiello. Vediamo qui sempre il calcolo effettuato dal signor Pantanari, il calcolo del quadrante, e qui vediamo il progetto, anche questo molto articolato e molto ambizioso. L'ispirazione qui viene dalla mitologia classica. Abbiamo la dea terra o Gea, che nel suo incontro con il dio cielo o Urano va a formare il tempo, Cronos, che è poi rappresentato da questo cerchio che va a chiudere il quadrante e tutta la figura e che vuole richiamare alla continuità del tempo. Vediamo l'abbraccio delle due figure che si protendono fino a sfiorarsi le dita delle mani, e poi attorno alle figure gli attributi che sono propri. Attorno alla terra abbiamo un prato fiorito e il sole simbolo di fertilità, e attorno al cielo le stelle e la luna. Il tutto è chiuso elegantemente da questo carpiglio che raccoglierà poi il motto che vedremo. Qui abbiamo l'immagine della facciata dell'edificio, e qui le prime fasi di lavoro con la signora Anna sull'impalcatura. Questo disegno molto grande è stato riportato sulla parete con la tecnica dello spolvero. La carta viene punzonata con un ago spesso, appoggiata sulla parete, e il segno viene tamponato con un batuffolo di cotone riempito di terra pigmento che passa oltre la punzonatura e rilascia un segno visibile. Vediamo qua altre fasi del lavoro, e qui abbiamo un insieme della facciata. Vedete come la scelta di questa forma a circonferenza così grande dà nuova visione alla facciata. Ecco qua in particolare il motto che è stato scelto è Omnia Vincit Amor, che è una nota citazione dalle bucoliche del poeta latino Virgilio, e che significa l'amore vince su tutto. Quindi quale frase più beneaugurante e speranzosa di questa? Passiamo a un progetto molto particolare ora. La meridiana è stata fatta sulla casa dell'orologio di Pesares, nell'Alto Friuli. L'autore è Aurelio Pantanari.
Qui vediamo l'edificio, che è una casa del 1600, deturpata dal terremoto del 76 e in seguito restaurata. Non si tratta qui di un unico progetto riguardante la Meridiana, ma ci sono altri elementi che sono stati restaurati nella facciata e che l'hanno riportata alla bellezza originaria. Vediamo qui un orologio antico e un affresco, che vedremo meglio in seguito, che rappresenta la figura allegorica della giustizia, del potere spirituale e temporale. E come si è arrivati alla Meridiana, che qui non compare? Da una foto antica degli anni 20, dove, se riuscite a leggere, sono ancora presenti i segni incisi di quello che era il quadrante. Pensate qui la particolarità: da una foto si è riusciti a ritrovare la Meridiana e poterla rianimare. Vedete qui il progetto sulla foto e poi il risultato finale. Abbiamo la Meridiana, che è particolare perché ha due quadranti, uno che segna le ore italiche, delle quali la 24esima ora corrisponde al tramonto del sole, e un altro che segna le ore come le conosciamo noi, le ore moderne. Poi vediamo il bello orologio riposizionato con tutto il meccanismo e qui il nostro affresco. Vedete come è rinata la facciata. E adesso, tanto per non essere autoreferenziali, l'autrice della prossima Meridiana è la sottoscritta. Il titolo è Nasce un raggio di sole, è stata fatta qui ad Aiello, come si diceva, e questa è la facciata della casa. Abbiamo scelto questa zona che aveva una buona esposizione solare e poi di concerto con la committenza abbiamo fatto un percorso per trovare il soggetto più adeguato. Il soggetto nasce tra una mediazione fra i desideri del committente e quelli che sono le idee dell'artista. Il desiderio della signora proprietaria della casa era di trattare il tema della maternità, della nascita, e avendo lei lavorato molti anni con i bambini, con passione e dedizione. Dopo vari progetti di natura più moderna, classica, si è optato per qualcosa di più vicino al vissuto della signora e abbiamo riesumato un'immagine. Vedete qui un'operatrice che assiste un bambino urlante e qui c'è il progetto del documento. Dal bozzetto veloce che dà le indicazioni di massima si passa poi alla realizzazione. La scelta qui è stata di inglobare la figura di un sole nel quadrante e di allungare i raggi del sole e farli coincidere con i segni del quadrante delle ore. Qui c'è una fase in cui vengono fatte le velature di fondo che danno le ombre all'incarnato della figura, e questa è la Meridiana finita, per cui si è scelto il motto "La vita è fatta di sole". Una culla dietro al bambino e un fiocco rosa e azzurro per condicio. Ed ecco qua l'ultima Meridiana che vi presento, che è stata fatta e realizzata nell'Istituto Iti Malignani di Cervignano dalla classe quarta, qui c'è un errore, la classe in realtà è quarta, del liceo scientifico tecnologico. Hanno curato il progetto le professoresse Lucia Trevisa e Ofelia Crosatto e si è arrivati alla Meridiana dopo il percorso di un anno, un percorso mnemonico che hanno fatto i ragazzi, che è coinciso poi con 2 conferenze a cui hanno partecipato. E cosa è successo? È stato dato un progetto di massima con il quadrante e la forma scelta, quella rettangolare, agli studenti che classe per classe dovevano sviluppare un progetto grafico e l'idea di un motto che si adattasse. È stato poi indetto un concorso plenario in cui hanno votato tutto il corpo docenti, tutti gli studenti e gli operatori della scuola. La più votata è stata l'opera della quarta A con 74 voti e questa è l'opera "C'è sempre un'ombra nella luce".
Vediamo qua la posizione dello stilo, che è uno stilo polare, la cui traiettoria traguarda la stella polare. La meridiana è stata fatta su un pannello di acciaio dipinto poi con acrilico. Qui vediamo le due professoresse ritratte sotto la meridiana e qui i ragazzi della classe al completo. Io vi ringrazio per l'attenzione e